Buonasera a tutte e a tutti. Io sono Orazio Maria Valastro, presidente dell'ODV Le Stelle in Tasca, ente del terzo settore. Sono felice di presentare a chi ci sta seguendo in diretta streaming sul nostro canale YouTube il saggio finale del secondo atelier di lettura espressiva emozionale realizzato dalla nostra organizzazione di volontariato nell'ambito del progetto Catania Città da Leggere, con il contributo del CEPEL, Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che ha premiato il Comune di Catania con la qualifica Città che legge. In sintonia con i valori promossi e riconosciuti dal CEPEL e dal Comune di Catania, in qualità di ente promotore del progetto, insieme a differenti realtà associative e culturali che ne fanno parte, vale a dire considerare la lettura come valore fondamentale per il benessere sociale e la crescita culturale della comunità, abbiamo coniugato la nostra attività di formazione e accompagnamento alla scrittura autobiografica, le opere autobiografiche che negli anni sono state scritte e donate al nostro archivio, l'AMIS, l'archivio della memoria e dell'immaginario siciliano, con la lettura di estratti significativi di queste stesse opere che ci parlano della città di Catania. Catania, città da leggere, la denominazione del progetto. Per noi è un'opportunità rilevante per valorizzare le memorie che ci parlano della nostra città, per raccontare una città attraverso una lettura espressiva e emozionale. Una lettura che solleciti un ascolto sensibile per esplorare questi testi come una via effettiva alla voce del cuore dell'umanità di una città. Desidero esprimere la mia gratitudine a Maria Crivelli per il suo sostegno come tutor di questo atelier e responsabile del nostro archivio, ai volontari autobiografi dell'ODV Le Stelle in Tasca e alla Biblioteca Vincenzo Bellini di Catania, che ha ospitato e continua ad accogliere le nostre attività di scrittura e lettura. Desidero inoltre esprimere la mia riconoscenza a Mino Profico, docente dell'atelier, e ai partecipanti che ascolterete leggere i testi selezionati e da loro adottati per il saggio finale. I testi che ascolterete ci raccontano il vissuto di donne e uomini, ci stimolano a riimmaginare, a guardare da una prospettiva diversa le loro e le nostre storie di vita e il mondo. Sono delle scritture in cerca della propria libertà al ritmo del proprio respiro, del respiro della vita creativa di chi legge e del nostro ascolto sensibile. La guida di Mino Profico e l'impegno delle lettrici e dei lettori che ascolterete ci ha permesso di incamminarci nel corso di svariati incontri verso la condivisione di un'esperienza espressiva ed emotiva che desidera traghettare stati dell'animo umano in coloro i quali faranno l'esperienza dell'ascolto attraverso le parole e la voce dei nostri lettori. Ecco perché sono particolarmente grato a tutte e a tutti per leggere la città di Catania attraverso le sue memorie, le memorie del nostro archivio, memorie vive e pulsanti, per accoglierle e riceverle insieme a chi ci ascolta, per restare insieme in ascolto del cuore dell'umanità di una città. Un applauso di cuore a tutte le lettrici e lettori che state per ascoltare. Grazie. Grazie al presidente Orazio, grazie a Maria Crivelli, grazie all'associazione Le Stelle in Tasca e grazie al Comune di Catania che nella geniale intuizione di promuovere un progetto dove la città diventa protagonista della lettura per capire le origini, per capire il senso di appartenenza anche ad un territorio, ha visto la scelta da parte dell'associazione ricadere sul sottoscritto. Io sono Mino Profico e ringrazio di cuore per l'esperienza meravigliosa che ho avuto l'opportunità di cogliere l'anno scorso formando e
e conducendo un primo gruppo alle prime letture. Quest'anno abbiamo replicato con un gruppo meraviglioso che questa sera tesserà le tessere di un mosaico meraviglioso raccontando la Sicilia e i suoi abitanti. Noi siamo, noi abbiamo intuito questo, e cioè di essere dentro il mare nostrum nel Mediterraneo e in fondo un mare calmo, no? Un mare che ci consente, sebbene su una zattera, che è la zattera delle parole, le parole sono sempre sfuggevoli e quindi anche precarie in qualche maniera, come lo è una zattera. Abbiamo visto che dentro i confini delle nostre acque ci accingiamo a leggere con una certa comodità. E quindi abbiamo deciso di varcare le colonne d'Ercole. Questa è l'intuizione, o meglio, la metafora che ci siamo concessi per viaggiare verso l'ignoto. L'atelier di lettura espressiva emozionale ha immediatamente suggerito a noi, a me e a tutti quanti i partecipanti, l'individuazione di un potente ossimoro, no? In esso contenuto, cioè una lettura fluente, incisiva, emozionante. Naturalmente non può prescindere dal dato oggettivo di natura squisitamente tecnica, e noi abbiamo studiato per questo. Quindi conoscenza della respirazione, articolazione, emissione vocale, padronanza della fonetica e giù di seguito elementi tecnici di dizione, prosodia e tecniche vocali. Però nessuna tecnica potrà sostituire il fattore umano. Come a dire che dietro ogni abilità di manipolare la materia prima, no? La parola è materia prima, però esiste un'anima dell'artigiano lettore che è come se aprisse abissi su quanto è capace di mettere in gioco di se stesso e condividere le sue emozioni. Quindi l'aggettivo emozionale ci ha piacevolmente indotto ad esplorare se e come possiamo farci tramite tra gli autori che leggeremo, la pazienza di chi vorrà ascoltarci. Leggere è come navigare. Ecco. Come tutte le regole che ci sono nel mare, anche qui abbiamo tutte le regole che sottendono ad una sicura navigazione. Leggere e essere pronti a gestire anche la tempesta emotiva che ci viene incontro, quando essa, venendoci incontro, ci fa varcare le colonne d'Ercole. Simbolo per noi e confine tra le acque calme di quanto già conosciamo, e quindi è il nostro potere, e l'ignoto, il non ancora esplorato, specialmente quando esso coincide con la necessità di esplorare dentro di noi. Questo è in sintesi il mestiere di quelli che oggi definiremo i nostri lettori come porgitori di parole ed emozioni. Sulle ali, ecco, di testi che raccontano l'identità della Sicilia e in maniera particolare di Catania e la sua profonda essenza, proveremo a riconoscere anche la geografia umana attraverso l'anima dei suoi abitanti e dei suoi lettori. Io ho concluso lasciandovi, e naturalmente facendo il mio grandissimo in bocca al lupo a tutti i lettori. Vi lasceremo in compagnia di 12 letture, una più bella dell'altra, una più emozionante dell'altra, e con la garanzia di aver ascoltato pagine meravigliose della terra siciliana e catanese in particolare. Un grosso in bocca al lupo a tutti i lettori e buon ascolto. Sono Rosa Cimino, leggerò Una palermitana paracadutata a Catania di Giovanna Graziella Danna. Ci sono date che segnano un inizio, altre che segnano una fine. Date che suggellano momenti indimenticabili e ricordi da custodire, date della memoria e altre che è meglio dimenticare. Ognuna porta con sé il ricordo di momenti che segnano un passaggio, un cambiamento, una scelta. E di scelte è costellata la nostra vita.
Da alcuni anni mi recavo i fine settimana a Catania a trovare mia sorella Mimma. A 18 anni aveva fatto il suo ingresso in un istituto medico psicopedagogico alle pendici dell'Etna per proseguire il suo percorso terapeutico. Era stata una decisione sofferta per tutta la famiglia, ma necessaria per non vanificare tutti quei piccoli progressi che senza non pochi sforzi era riuscita a raggiungere. Ci spostavamo tutti insieme da Palermo a Catania. Un interminabile viaggio in auto sullo sfondo di un paesaggio che cambiava colore a seconda delle stagioni. Superato Buonfornello, la vista del mare lasciava spazio a immense distese di terra ondulate coltivate a grano. Il verde d'inizio primavera mutava progressivamente in biondo e poi giallo oro. Le spighe, baciate da un sole cocente e accarezzate dal vento di scirocco, si lasciavano andare in una danza propiziatoria alla mietitura. In lontananza, stormi di uccelli che si abbandonavano in suggestive danze dalle coreografie imprevedibili. Giù, nei campi, i contadini con i loro arnesi da lavoro erano intenti a sistemare i covoni. Mi sembravano statuine in movimento, così piccoli alla mia vista. Una pastorale che si ripeteva con sacralità quasi liturgica, scandita solo dal tempo e dal rumore ritmato dei giunti di dilatazione ogni volta che la piccola utilitaria attraversava un ponte, mentre nel frattempo contavo i chilometri che mi separavano da mia sorella. 200 o poco più, che inesorabilmente lievitavano quando un cartello che indicava l'inizio di un cantiere costringeva mio padre ad una deviazione obbligata, quasi sempre all'altezza di Enna. In prossimità dell'uscita per Motta Sant'Anastasia, la vista dell'Etna mi rassicurava. Stavamo per arrivare e la felicità mi ricompensava della stanchezza del viaggio. Catania. Catania si presentava in tutta la sua magnificenza, come un'anziana, fascinosa, nobildonna adagiata su un sontuoso sofà. Sullo sfondo l'Etna, a montagna per i catanesi. Per me, palermitana, semplicemente il vulcano. La pietra lavica dei palazzi e dei basoli delle strade le conferiva un carattere elegante, al contempo austero, che mi riportavano alle novelle di Verga. Di questa città sapevo che era chiamata la Milano del Sud per la sua vivacità imprenditoriale e, in effetti, notavo già al suo ingresso una certa laboriosità, che era scura per la pietra dell'Etna e che aveva dato i natali al musicista Vincenzo Bellini. Le prime volte, non conoscendo bene le strade, si arrivava fino a Piazza Duomo, percorrendo una lunga e trafficatissima via Vittorio Emanuele. Giunta a Piazza San Francesco d'Assisi, rimanevo colpita alla vista dell'imponente statua del cardinale Beato Dusmé. Pensavo, doveva essere davvero importante se i catanesi gli avevano riconosciuto un così grande tributo. Al contempo cercavo di fare mente locale, ricordando se anche i palermitani avessero il loro vescovo da omaggiare, ma non mi sovveniva nessuno. A volte ci si fermava giusto il tempo di una breve pausa dentro Villa Bellini. Arrivavamo da mia sorella quasi sempre a ora di pranzo e così ci ritrovavamo a condividere tutti insieme la pasta alla norma da sporto o qualche pezzo di tavola calda, la scacciata o la cipollina che, onestamente, da palermitana apprezzavo molto, insieme alle rame di Napoli o le zeppole di riso col miele durante le festività dei morti.
A volte tornavo a Palermo più contenta, quando mia sorella rientrava con tutta la famiglia per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Altre volte no. Il saluto e l'abbraccio pesavano come un sasso che lieve si posava sul cuore, un'eterea malinconia che, mista alla nostalgia, si alzava lenta come la marea, inondandomi fino a poi calare quando si avvicinava già il successivo fine settimana. Crescendo, cominciai a viaggiare da sola. Il sabato mi recavo a Catania facendo la pendolare con la SAIS. Qualche volta venivo ospitata in istituto. Dormivo in stanza con Mimma e le altre ragazze, Anna Rita, Sebastiana, Francesca. Era bello ritrovarsi la sera come delle collegiali e ascoltare le loro confidenze. Mia sorella era abbastanza serena. Avevo legato molto con le compagne, ma anche con le assistenti e le terapiste. Aveva anche preso l'accento catanese. I ragazzi che soggiornavano in istituto avevano problematiche psicosensoriali di varia natura. Ognuno aveva la propria storia da raccontare, un fardello da custodire e un percorso riabilitativo da seguire. Provenivano da varie parti della Sicilia e del Sud Italia. Non tutti avevano alle spalle una famiglia presente che li venisse a trovare, ragione per cui finì col diventare la sorella di tutti. Sono Sonia Gerbi e leggerò Se sopravvivi, continua a vivere di Gianna Maria D'Antona. Queste righe nascono come fili di memoria, intrecciati con le mani e il cuore, sospesi tra il desiderio di ricordare e il bisogno di raccontare. Racconto la fatica, certo, ma anche la meraviglia, l'incanto dei primi sogni, la forza silenziosa delle donne che mi hanno cresciuta e l'ironia nascosta dietro ai piccoli dolori quotidiani. Non troverete eroi, né gesti clamorosi, solo una vita vissuta con dignità, una vita che ha saputo trovare una luce anche nel buio più profondo. Scrivere è stato per me un modo per dar senso al passato e offrirgli una nuova casa. È stato anche un atto di gratitudine verso chi ha camminato accanto a me, spesso in silenzio, spesso senza ricevere nulla in cambio se non il peso delle proprie giornate. Sopravvissi a tutte le intemperie e alle molteplici vicissitudini che segnarono la mia giovane vita, come fa il vento del nord quando spazza via le nuvole più cupe e restituisce al cielo la sua limpidezza. Ogni tempesta sembrava un addestramento alla resistenza, un apprendistato silenzioso alla tenacia. Fu in un pomeriggio d'estate, assolato e afoso, che accadde qualcosa di inaspettato. Una vecchia panda, scolorita dal tempo e dal sole, percorreva le strade polverose, diffondendo un annuncio attraverso un gracchiante megafono. Si aprivano le selezioni per una squadra femminile di pallavolo. L'invito era rivolto a tutte le ragazze dai 13 anni in su e il messaggio si diffondeva tra le case come una voce nuova, diversa, quasi rivoluzionaria. Selezione. Una parola che risuonava estranea alle nostre orecchie ingenue. Io, stesa sul selciato col naso all'insù e lo sguardo perso nel cielo terso, chiesi alle mie compagne: «Ma che cos'è la pallavolo?» «Andiamo a vedere», dissi con un filo di incoscienza. «Però di nascosto, se lo viene a sapere mio padre, mi ammazza!» Con la scusa del catechismo mi avventurai al campo sportivo, curiosa e un po' intimorita. Quel giorno il caldo sembrava non dare tegua e la sabbia del vecchio campo mi si attaccava alla pelle, mescolandosi al sudore e all'emozione.
Ci disposero in fila e ci chiesero i dati anagrafici. L'età era fondamentale, poi l'altezza, il peso, che a dire il vero io non conoscevo. Sembrava più un arruolamento militare che un semplice provino. E accadde quello che, col senno di poi, posso definire il primo piccolo miracolo della mia vita. Superai le selezioni. Non so se fu per la mia energia, per la disperazione che mi portavo addosso o per un colpo di fortuna, ma fui scelta. La gioia si mescolava alla paura, come l'avrei detto io a mio padre. Fu allora che intervenne la responsabile della squadra. Vedendomi agitata e quasi in lacrime, prese a cuore la mia causa e decise di parlargli personalmente. Gli disse che ero talentuosa e che meritavo un'occasione. Dopo un lungo lavoro di persuasione, mio padre cedette. E per me fu come spalancare una finestra su un mondo nuovo. La pallavolo divenne la mia libertà. Le nuove amiche, gli allenamenti, le risate negli spogliatoi, tutto contribuiva ad alleggerire il peso di una famiglia chiusa, severa, ancorata ai valori rurali e silenzi duri. Ogni battuta, ogni palla schiacciata, ogni sconfitta e ogni piccola vittoria erano un passo verso la mia emancipazione. Il matrimonio non era mai stata la mia priorità. La pallavolo mi aveva regalato un po' di popolarità. Cresciuta nel rigore e nella disciplina, io sognavo soltanto una cosa: la libertà. Gli amori fino ad allora erano stati pochi, platonici, effimeri, storie da un'estate che non facevano altro che avvelenare l'aria già densa di pregiudizi della mia famiglia. Ma finalmente arrivò il cambiamento. Ci trasferimmo in una strada nuova, in un quartiere diverso, un piccolo condominio elegante e silenzioso. Avere una stanza tutta per me mi sembrava un sogno. Dopo la scuola dell'obbligo non mi fu concesso di proseguire gli studi. Per fortuna la biblioteca comunale era ben fornita. Dopo aver finito le faccende domestiche mi rifugiavo nei libri. La lettura divenne la mia ancora di salvezza, la mia più grande passione. Lo sport e la lettura mi dettero la forza di bussare alla porta di un dottore molto stimato. Era famoso per la sua bravura e la sua gentilezza. Cercavano una ragazza fidata che si prendesse cura della loro piccola figlia e della casa. Venni a sapere della loro ricerca mentre aspettavo mia madre dal parrucchiere. Ascoltai in silenzio, senza lasciare trasparire alcuna emozione, ma dentro di me nacque una speranza. Pensai che forse quella volta avrei potuto ottenere qualcosa. Mi presentai con umiltà, raccontando la mia storia senza troppi giri di parole. Mi ascoltarono con attenzione e negli occhi della moglie intravidi una lacrima che si affrettò a cancellare. Passò circa una settimana. Una sera mio padre rientrò prima del solito dalla passeggiata in piazza. Si sedette in cucina, mi chiamò insieme a mia madre e con un tono deciso annunciò: Vedi che il dottore ha deciso di prenderti a servizio. Ti trasferirai da loro. Avrai una stanza tutta tua. Mi trasferì la stessa sera. Non avevo molto da portare con me. Il mio libro preferito, Orgoglio e Pregiudizio, che la biblioteca aveva deciso di donarmi anziché di smetterlo. Il mio vaso di gerani e i semi di ortensie di vari colori. Mi bastava questo per sognare ancora. Buonasera, sono Anna Bertolone e leggerò La mia volontà di ascoltare e gustare la vita di Giacomo Coniglione.
Il mese di giugno era per me un mese triste. Terminava la scuola e andavamo con i miei genitori e le mie due sorelline a Nicolosi in villeggiatura. Le previsioni erano di restare lì fino al mese di settembre e con l'avvicinarsi della riapertura delle scuole tornavamo nella casa di Catania. Ogni giorno, dopo pranzo, ecco la voce della mamma qua diceva quasi con tono forte: il papà va a riposare, voi state zitte, perché lui deve dormire. Udire queste parole era una sorta di tortura. Fino a quando non si alzava papà, non si poteva fare niente di rumoroso. Il pomeriggio del sabato era per me sempre un'attesa, perché dopo averlo detto alla mamma, io e mia sorella Maria Letizia andavamo nell'aria di fronte alla villetta, proprietà della zia Sara e dello zio Nannino, portando con noi la radio. L'altra sorellina, Loredana, era troppo piccola e restava con la mamma, che guardava noi dal terrazzo di casa. Camminavamo in mezzo alle piante di uva e struscevamo in mezzo alle loro foglie. Il suono lo sento ancora a me vicino. I grappoli d'uva erano dapprima piccoli e verdi e con l'andare dei mesi arrivavamo alla maturazione completa. In fondo, vicino a un muro ricoperto da piante di more intrecciate fra di loro, c'era una grande pianta di fico che era la fusione di diverse piante che avevano formato un grande tronco e dei grandi rami, ed era lì che mi arrampicavo. Avevo 14 anni e mi sedevo mettendo vicino a me la radio. Avevo messo anche un quadrato di legno pesante e lì restavo seduta per lungo tempo. Vicino a me sentivo il cinguettio di piccoli uccellini, attirati dall'infiorescenza, alle volte volavano via e si fermavano sulle more. Purtroppo la mia sorellina Maria Letizia non voleva arrampicarsi. Aveva timore e si accovacciava su una pietra vicino al tronco. Erano le 17 e per me era l'ora più bella. Accesa la radio, ascoltavo la sigla iniziale di Rock Roberts, presieduto da uno squillo di sirena, del programma di Canzoni Bandiera Gialla. Il titolo derivava da un ricordo di una bandiera gialla che faceva mostra sulle navi nel periodo della quarantena per la pandemia. Ed è anche la bandiera che i bambini mettono in alto quando comincia ad alzarsi il vento e si muove strusciando. In questo caso è il nome di quella trasmissione dove si potevano udire canzoni e musica pop, rock, folk, musica leggera, innovativa, adatta a un pubblico giovane. Io aspettavo con ansia il sabato per questo ascolto, per udire sopra la pianta di fico, dove a volte le voglie ondeggiavano perché c'era una folata di vento, un piccolo vento. Questo programma era una gara fra 12 canzoni ed erano presenti dei giovani che potevano votare. In ogni trasmissione veniva proclamato un vincitore per mezzo del conteggio delle bandierine gialle che i presenti alzavano e scuotevano urlando, ridendo e battendo le mani come si fa adesso per un concerto. A casa tutto questo non sarebbe stato possibile. Ascoltavo i miei cantanti preferiti, i Beatles, i Rolling Stones, i Rockets, l'Equipe 84, Barry Ryan, James Brown, Donovan e i Nomadi. Molte volte venivano fatte ascoltare canzoni in anteprima, prima, prima della loro pubblicazione. Mm. Era per me un momento prezioso e l'ascolto di quelle canzoni mi dava lo sprono a vivere una settimana nell'attesa di risentirle. Voi penserete, e la sorellina che faceva? Ascoltava, ma a un certo punto, stanca, si ritirava a casa, seguita dal mio sguardo che controllava la sua camminata verso casa. Del resto, se sbagliava strada, c'era la mia voce che gridava: Tizi, vai di fronte che c'è la nostra casa e la mamma ti aspetta. Erano le estati che vanno dal 1965 al 1970
Quando il programma terminò, Bandiera gialla era iniziato il 16 ottobre del 1965. Nel pomeriggio papà, dopo il suo riposo, prendeva da uno sportello del piccolo mobiletto dove era posato un bellissimo giradischi, un disco a 33 giri, che a me sembrava grandissimo, e lì ecco sentire la musica classica che il mio papà tanto amava, e allora prendeva la mia mano e pian pianino mi portava a ballare con lui il valzer. Erano pomeriggi in cui il mio udito prendeva un'altra via, passava dal moderno alla musica classica. Ballavamo fino a quando la mamma ci chiamava perché era pronta la cena. La musica è sempre stato quanto di più bello io potessi ascoltare ed è rimasta dentro il mio cuore. Se penso invece a un gusto dolce, ecco che la mente mi riporta al torrone, preparato da mio papà per Sant'Agata. Mm. L'odore del caramello riempiva la casa. Il gusto era dolcissimo, i pezzetti di torrone non bastavano mai. Erano le mandorle della campagna di mio zio. La mamma si sedeva in cucina con una piccola pietra e una tavoletta. Le schiacciava piano piano e le metteva da parte. Poi, raccolte tutte le mandorle, con poca acqua le faceva scaldare per togliere le bucce. Già solo questo ci faceva pensare che stavamo preparando il torrone e noi ragazze spuntavamo in cucina a vedere a che punto era la cottura. Appena la mamma terminava di ripulire le mandorle, ecco che il papà prendeva una padella e versava dello zucchero. Stava per crearsi il caramello. A quel punto inseriva anche le mandorle e cominciava a mescolarle con un cucchiaio di legno. In bocca avevo già l'acquolina e inghiottivo la saliva, che meraviglia! Appena papà, su consiglio della mamma, pensava che il torrone era cotto, usduvacava sul marmo bianco conservato in uno sportello della cucina. Allora, con un grande coltello, iniziava a girarlo sul mammo, a girarlo e rigirarlo, fino a quando era pronto per essere tagliato a pezzi piccoli e mangiato da tutti noi. Tanti gusti, sia salati sia dolci nei miei ricordi, che partendo dalla mia mente arrivano alla mia bocca e poi ritornano alla mia mente. Certo, so bene che questa non è la mia realtà, ma le sensazioni, le emozioni che provo, quelle sì, sono vere, reali. Caro tumore, mi hai tolto il gusto, ma non la mia volontà di gustare la vita. Sono Diego Brancasi e leggerò Il pulcino bagnato di Rosario Malino. Scorgendo la mia immagine, mi rivedo come un pulcino bagnato, un tenero pulcino con un piumaggio raggrinzito, dal passo breve, a saltelli artistici di tanto in tanto. Indietreggio nei ricordi della mia memoria, fuori dalla mia mente, fuori da una rumorosa gabbia, il passato da bambino. Un passato vissuto nella paura e nello sconforto. Un tale sconforto nel credere di essere nato sbagliato. Ma di quale sbaglio si articola una nascita da pulcino bagnato? Un pulcino che pigolando seguiva la sua mamma chioccia? Ero nato in una famiglia che non mi proteggeva come avrei voluto. Ma trovavo me, pulcino, solo me a piangere, tra tanti altri pulcini che pigolavano sempre più forte. Credevo forse di essere sbagliato, perché dal pianto desideravo un abbraccio, quando sentivo tanto freddo intorno a me.
Un turbine di aria fredda attraversava tutto il mio mondo. A volte congelava le mie giornate, anche quelle più malinconiche, quelle grigie sfumature di azzurro cielo. A volte quelle leggere di soffici nuvole bianche cariche di assenze. Sentivo freddo a causa della cattiveria dei miei piccoli amici, compagni di classe che si burlavano dei miei modi gentili e del mio essere diverso da loro. Restavo incredibilmente simile a loro, perché giocavo da bimbetto educato, da timido pulcino, stavo di fronte alla malevolenza di chi non sapeva ascoltarmi, di chi doveva farlo, ed invece ignorava questo mio desiderio. Però io non mi sono mai arreso, non mi sono mai scoraggiato, perché il mio cuore era più grande rispetto all'impietà del mondo circostante. Quei sorrisetti maliziosi, quelle parole in disordine che non stavano a significare nulla se non la pochezza dell'età immatura. Mi feci forza, da pulcino bagnato, nel mio lettino con le mie lagrime grondanti, che da grande si sarebbero trasformate in parole di amore e dolcezza, allontanando dalla mia persona atti gratuiti di maldicenza, solo per dare voce ad una vendetta del passato. Sentirsi amati, sentirsi compresi, sentirsi ascoltati. Tutto questo è epifania di amore, un abbraccio paterno come piccolo gesto di una carezza smarrita, mai ricevuta, ma desiderata. Tempo fa desideravo non esserci, piuttosto di vivere in quel mondo dedito alla prevaricazione dei cattivelli sui buoni. Ho sempre cercato un mondo bello, un mondo solare che mi potesse far asciugare quella sensazione di freddo che portavo addosso e che non riusciva a far diventare parola. Esattamente una parola di muto soccorso, una parola di aiuto per chi mi stava intorno. E adesso il mio sorriso brilla nella vita come quella dolcezza che regalo ogni giorno senza alcun rancore. Anche se si è abbattuta una terribile tempesta sulla mia esistenza, strappandomi tanto della mia fanciullezza che doveva farmi crescere protetto e amato, oggi mi sento un pulcino consapevolmente bagnato. Sono Francesca Giudice e leggerò un testo scritto da Maria Crivelli, Sfiorare. La distanza fisica dagli altri e il contatto sociale sono stati i due punti concettuali fondamento della mia crescita personale. Prendere le distanze e innalzare muri verso chi non comprendeva l'essenzialità della presa in carico di comportamenti e scelte quotidiane è stata per me l'unica strada percorribile per affermare la donna che stavo diventando. Prima i compagni di scuola e dopo i colleghi di lavoro, tenuti a debita distanza, perché gli altri io li avevo scelti. Avevo scelto la militanza politica e i miei compagni di battaglie, persone che vestivano i panni del dissenso, erano riconoscibili come me in questa immagine che restituivamo al mondo. Sono stata una militante attiva, mai la tessera di un partito. Ho sfiorato il mondo migliore accarezzando con le dita pagine
e pagine di volantini che distribuivo caparbiamente la mattina prima di entrare in classe. Ho sfiorato le bandiere della pace, prima di poggiarne una sulle mie spalle, scendendo in corteo, perché il dissenso doveva essere qualcosa di tangibile, si doveva toccare con mano. Tutti noi in quelle occasioni accettavamo di essere dei numeri che venivano contati e riportati sui quotidiani e i telegiornali. Ricordo con tenerezza quegli anni, il sentimento di appartenenza, il riconoscimento e l'abbraccio con persone sconosciute, incontrate sui treni che ci avrebbero condotto alle manifestazioni nazionali. I sorrisi e le domande. Da dove vieni? Dalla Sicilia. Ma come si vive a Catania? Vedi un cambiamento culturale? Non sono mai stata un'ottimista. Non sono mai stata la persona ideale per rispondere a questo genere di domande. Il senso di appartenenza, la percezione di essere accettata, non è mai durata a lungo nella mia vita. La mia necessità di prendere sempre una posizione spesso contro mi ha reso agli occhi degli altri un'esagerata. Negli anni '80 mi chiedevano tutti: perché sei vegetariana? E rispondevo che mangiare è una scelta etica e politica, perché ogni volta che mangiamo o acquistiamo un alimento facciamo una scelta che ha un impatto diretto sulla società, sull'ambiente e sul mondo. Esagerata. Come avviene nella vita di tutti, eventi tragici hanno imposto cambiamenti e la rottura di schemi comportamentali. Ho sofferto per il disincanto verso i rifugi che mi avevano sostenuta e ho cominciato a sfiorare il tocco dell'intangibile. Ho intrapreso una strada che ha messo in discussione tutto. Avevo circa 20 anni, quando timidamente ho iniziato a studiare le filosofie che affermavano una visione della realtà diversa dalla cultura occidentale. Mi sono interessata di parapsicologia, di esoterismo, sono affascinata dallo sciamanesimo degli indiani d'America. Ci è voluto molto tempo per digerire e assimilare una visione della realtà e del tempo in un universo regolato da leggi che ritrovo oggi nella fisica teorica. Con quei libri ho avuto un rapporto quasi affettivo. Pagine strette tra i miei polpastrelli lette e rilette, frasi e appunti annotati con la matita. Ci sono stati libri che sono arrivati a me quando ho avuto bisogno, che hanno colmato un dialogo impossibile da intraprendere con i miei coetanei. Il mio è stato il percorso di chi ha voluto lasciare abiti troppo stretti. Non penso di aver raggiunto un obiettivo. Sono sempre pronta a mettermi in discussione perché voglio capire tutto ciò che rientra nelle mie possibilità percettive, vivere la contemporaneità dell'emozione e degli eventi. Mi sono interrogata a lungo sull'uso che facciamo tutti dei ricordi. Mi sento una privilegiata perché grazie alla scrittura autobiografica e ai percorsi di riflessione intrapresi durante le atelier di scrittura con i miei compagni di viaggio, i volontari dell'ODV, le stelle in tasca, ho potuto esplorare il mio immaginario e mettere in discussione le modalità con cui abitualmente attribuiamo significato a cose ed eventi. E così, dopo la conquista della serenità e il ripudio dello status di essere addolorato, caldamente imposto dalla nostra cultura, dalle religioni, da tutto ciò che produce comunanza e senso di appartenenza tra gli esseri umani diversamente felici,
mi sono chiesta quanto sia rilevante l'ambiente che ci circonda, lo spazio vitale che costruiamo intorno a noi, quanto benessere o malessere produce. Ma cos'è la felicità? Non è una ricerca vana che dura tutta la vita, è qualcosa che si nutre come l'amore, gesti e azioni quotidiane volte a stabilizzare un pensiero concreto, nonostante le aggressioni che giungono da ogni parte, da noi stessi. Nella mia visione delle cose, nulla di importante può essere rimandata a domani. Le scelte quotidiane sono lo scheletro delle mie giornate. Oggi le puntuali e rigorose definizioni di sé mi rendono diffidente. Sono una cittadina del mondo che riconosce la comunanza con gli altri attraverso la postura, lo sguardo e i sorrisi, perché sorridere è una manifestazione di pace. Continuo a fare i conti con la difficoltà di dover produrre spiegazioni, ma mi difendo. Abito luoghi dove le differenze sono riconosciute e apprezzate. Sfioro pareti che non dividono, ma che contengono connessioni come gli spazi di dialogo che costruiamo con le stelle in tasca. Sono Gianna Maria D'Antona, leggerò Parole per non dimenticare di Luisa La Carruba. Il ricordo mi dà la certezza della realtà di ciò che è stato, delle situazioni vissute, delle persone che hanno fatto parte della mia vita. Un indistinto vortice di immagini e di parole mi riempie la testa e il cuore e mi sorprendo ogni volta che un evento, un volto dimenticato affiora con prepotenza e appare inaspettato, va ben accetto perché mi dà la certezza di aver vissuto. Rivedo i tratti salienti delle immagini del passato che man mano acquistano contorni e forme. Risento le parole pronunciate e quelle ascoltate che acquistano il significato originario. Parole non giudicate alla luce della realtà attuale e mai illuminati dalla saggezza che si conquista nel fluire costante ma inesorabile del tempo vissuto. Voglio rivivere attraverso le mie parole la realtà del passato e provare le stesse emozioni senza nostalgia, ma riappropriandomi di ciò che mi ha fatto diventare quella che sono adesso. Parole che raccontano immagini, emozioni e sentimenti. Parole che scaturiscono dal profondo dell'animo in attesa di una collocazione, in una sequenza temporale definita, cercando affannosamente di ricostruire tutti i passi del percorso di una vita vissuta. Parole per non dimenticare. Cammino sul marciapiede con tanti miei passi e appoggio un piede in ogni rettangolo di basolato l'abito, evitando accuratamente di pestare le ingiunzioni di cemento. Non mi accorgo più di farlo. Lo faccio in maniera automatica, per abitudine, perché quando cammino sono sempre profondamente assorta nei miei pensieri. È un momento molto importante per me. È il momento in cui riesco a parlare con me stessa. È il momento in cui provo e a volte riesco a darmi delle risposte. È il momento in cui la mia vita viene passata a setaccio. È il momento in cui vengono dipanati i grumi che mi procurano un senso di disagio, ma anche il momento in cui affiorano le mie certezze che mi danno vita alle mie scelte. Mi piace camminare tanto. È il modo in cui riesco a ritrovare me stessa. Ogni camminata rinnovi il mio spirito, mi consente di raggiungere una meta, mi dà il senso del compiuto.
Ogni volta si rinnova il miracolo di poter camminare e tante volte lascio appositamente l'automobile lontano dalla meta per poterla poi raggiungere dopo una sana e tonificante passeggiata. È anche il momento del ricordo, della consapevolezza della mia realtà. Ogni passeggiata inizia con il ricordo. Diventa un vero e proprio rituale che mi riporta a quell'aprile di ben 30 anni fa, quando ricominciai a camminare dopo un intervento al ginocchio. Fin da piccola, i miei genitori mi hanno sempre spinta verso la sana e salutare pratica sportiva. Ho dato tanto allo sport e il mio intervento al ginocchio è il mio più grande tributo ad esso dedicato. Sono 30 anni che convivo con la difficoltà di compiere alcuni movimenti e con l'impossibilità di compierne altri e il dolore non mi abbandona mai. Ma non mi sono mai arresa. Non ho permesso alle mie difficoltà di limitarmi, anche se in realtà non è stato proprio così. Ma io voglio credere che non sia stato così. La resa non fa per me. Ho bisogno di tempo per trovare un nuovo equilibrio. Il tempo è galantuomo, mi diceva mia nonna, ed è per tutti così, ricordalo. Mi piaceva pensare che fosse così per tutti, per potermi sentire in pace con la mia coscienza, quando avendo la sensazione di non fare abbastanza per cambiare le cose o per trovare nuove strade da percorrere. Ma adesso, con la maturità, mi rendo conto che non è sempre così. I più fortunati reagiscono immediatamente alle traversie della vita e il tempo in cui stazioniamo nel limbo dell'esistenza è notevolmente ridotto, fin quasi ad essere nullo. Mi sono sempre chiesta, questa fortuna da che cosa derivi? Non è fortuna. Mi hanno detto è una questione di carattere. Allora vorrei capire come poter riuscire a forgiare il mio carattere senza snaturare la mia essenza. Non riuscendo a trovare una risposta esaustiva, ho iniziato a osservare gli altri. Questo è uno dei passatempi che adoro di più. Lo faccio sempre, in maniera estremamente discreta, senza risultare invadente. Ogni contesto mi consente di osservare. Tutto il mio essere tende alla conoscenza. Riesco a osservare con i sensi, con il cuore, con la mente e anche durante le mie lunghe passeggiate osservo. Ogni tanto riemergo dall'abisso dei miei tortuosi pensieri e alzo lo sguardo per osservare il viso di chi mi incontra, di chi mi guarda e non mi vede, di chi mi vede ma non mi guarda. Mi piace osservare i loro occhi, i loro movimenti. Mi impegna a interpretare il linguaggio del loro corpo, dell'espressione del loro viso, della luce dei loro occhi. Provo ad immaginare cosa si agita dietro quel corpo in movimento, cosa dimora dietro quegli occhi che guardano lontano, cosa c'è nella mente e nel cuore di chi percorre la mia stessa strada. Immagino gioie e drammi, speranze e certezze, sogni e verità, e come sono stati in grado di affrontarli. Purtroppo, però, ognuno di noi costruisce delle mura impenetrabili attorno al proprio vissuto che viene custodito come un tesoro inestimabile, a volte per paura di essere fraintesi, per pudore o per troppo orgoglio, ed io sono assetata di risposte che da sola non riesco a darmi. Buonasera, sono Giovanna Graziella Danna, vi leggerò Amoninne di Rosa Cimino. Mi rimase impresso quell'invito ricevuto alla stazione di Messina, quando, insieme a mio padre, dormivo su una panchina. Papà, dissi, e l'uomo se ne andò. Quando 45 anni fa partimmo da Metaponto alla volta di Palermo, era estate. Circa 400 chilometri in 14 ore di treno. Si viaggiò di notte, sia all'andata che al ritorno. Una carrozza di seconda classe con i sedili in legno, gli ultimi di una serie che sarebbe stata dismessa da lì a poco. A volte li avevano
L'avevamo usati ai tempi del liceo, viaggiando da Metaponto a Taranto. Ricordo la frustrazione che noi studenti provavamo. I tavolacci, poi sostituiti dalle ben più comodi littorine. In quell'occasione facemmo il viaggio d'andata su una carrozza con cabina e i sedili erano più comodi. Non c'era l'aria condizionata e dovevamo tenere i finestrini parzialmente abbassati. Ero così concentrata sull'obiettivo del viaggio che non riesco a ricordare quali altri passeggeri fossero con noi. Di giorno avremmo dovuto risolvere importanti questioni familiari. Mio fratello era detenuto al carcere militare per un reato ai danni della Marina Militare. Ricordo il calore con cui ci accolse un anziano avvocato in un piccolo studio scaffalato pieno di una grande quantità di fascicoli. Rimasi colpita dalla grande quantità di carte, quasi di manzoniana memoria, con la grande differenza che tutto era in ordine, pulito, soprattutto gli occhi dell'avvocato pieni di un'umana compassione. Ci chiese se avevamo fatto colazione e ci suggerì una caffetteria lì vicino. La disponibilità, la generosità, l'umanità, piena di un dolore mai risolto con cui ci trattò, che avremmo capito e scoperto subito dopo, ci tranquillizzò. Mio padre ed io eravamo spaventati, disorientati, persi. L'evento dell'arresto era piombato su tutti noi come uno tsunami, potremmo dire oggi, inaspettato, feroce, devastante. L'avvocato cercò di darci i migliori consigli possibili. Disse che mio fratello gli ricordava il figlio perso anni prima e che avrebbe dovuto avere la sua età. Rimanemmo molto colpiti da questa confidenza. Non è facile parlare di sé, ma era un modo per dirci che avrebbe fatto il possibile per accompagnarci in quello che sarebbe diventato un lungo viaggio, ma non potevamo immaginarne l'evoluzione. Quando il motivo di un viaggio non è il piacere, ti perdi il meglio, ma per strada, nelle caffetterie, nel ristorante, si respirava aria di familiarità. Acquistammo dei panini con i cimini. Forse i miei avi erano di origine sicula e chissà li producevano. Assaporai quei panini con piacere, come qualcosa che mangiavo da sempre. Credo che in quel momento sentii quest'isola come la mia terra, una sorta di amore a prima vista, un colpo di fulmine che crea legami. Non l'ho mai dimenticata. Il giorno successivo al nostro arrivo, l'avvocato ci accompagnò al carcere militare, dove potemmo vedere e parlare con mio fratello. Rifiutavamo l'idea che potesse essere responsabile dei reati ascrittigli, una sorta di censura del cuore. Non è stato lui. In primo giudizio invece fu condannato e l'appello si sarebbe dovuto svolgere a Roma. Era necessario cambiare avvocato. Il nostro avvocato ce ne suggerì uno molto bravo, all'epoca all'apice della carriera forense, il principe del Foro di Palermo. Così ce lo presentò. Il dibattimento fu spostato a Roma e mio fratello fu trasferito a Forte Boccea. La sentenza emessa fu di assoluzione per insufficienza di prove. Mio fratello era libero e sarebbe potuto tornare a casa. Quell'esperienza, quei giorni a Palermo, il traffico, la gente, avevano lasciato in me un segno indelibile, d'amore che non sarebbe mai stato cancellato. Ho approfondito e alimentato quest'amore attraverso i libri, la letteratura, l'arte, la poesia, il teatro. Libri, sì,
ma all'interno di questo orizzonte che mi faceva e mi fa sentire sempre a casa. Quell'uomo Ninni mi è rimasto dentro con una sorta di timore e insieme di calore sotteso di una terra che avrei visto solo poche altre volte e mai per piacere. Una sorta di magia, una luce che attrae, un'onda che richiama un'eco sottile, un canto di sirena. Questo mi rimane di questa terra. La fitta corrispondenza che stabilì con mio fratello mi permise di cogliere ed esprimere suggestioni profonde, a volte semplici informazioni. Fu durante una di queste che sentii parlare di Orazio Maria Valastro, obiettore di coscienza, arrestato perché si era rifiutato di prestare il suo servizio militare. I miracoli di Facebook portano alla luce queste storie sepolte nella memoria. Rimasi impressionata dal racconto di mio fratello, da questa vicenda. Un ragazzo tanto giovane e tanto determinato. Calore, passione, coraggio. Questo è quello che la Sicilia mi ha lasciato in quegli anni, per me bui e dolorosi. La vita mi ha fatto tanti doni dopo quell'esperienza e quello più recente è stato di incontrare su Facebook l'organizzazione di volontariato Le Stelle in Tasca di Catania, presieduta proprio da quel ragazzo intercettato trasversalmente in quegli anni. Era diventato sociologo, presidente di un'associazione culturale che privilegia la scrittura autobiografica. Pur vivendo a Rimini, ho deciso di aderire e partecipare in qualità di volontaria autobiografa. Ho potuto conoscere e incontrare l'associazione partecipando ai progetti da questa organizzati. Fino a qualche anno fa ho insegnato lettere in un istituto superiore di Rimini, in classi a indirizzo grafico pubblicitario, e con l'associazione abbiamo reso partecipi le mie classi al premio internazionale Trinacria, finalizzata alla valorizzazione dei legami e delle esperienze con il territorio siciliano. Alcuni dei miei studenti sono stati premiati in occasione del Maggio dei Libri di Catania nel corso della 7ª edizione del premio. Io stessa ho avuto il piacere di presenziare alla premiazione in questa splendida città. Salve, sono Enrico Veneruso e vi leggerò Passeggiata nel bosco di Roberto Lorè. Eccomi. Non so come mi sono ritrovato in questo sentiero nel bosco, in una bella giornata di primavera. Forse questo è accaduto perché l'ho sempre sognato. Forse perché questo sentiero, in qualche modo, potrebbe essere il sentiero della mia vita. Un cammino tra luci ed ombre, in un bosco pieno di sorprese, a volte gradite, a volte meno gradite. Una strada piena di odori, di sensazioni da scoprire passo dopo passo. Osservando questi alberi molto alti e pieni di foglie, a tratti non fanno vedere la luce del sole e sembra quasi come quando nella vita ci sono dei momenti bui. E mi ricordo la mia infanzia, quando iniziando la scuola elementare non è andata tanto bene l'inserimento con la classe dove ero stato destinato. Anche perché io, venendo da Trieste, non parlavo siciliano e per loro ero un diverso, spesso oggetto di bullismo. Mia madre è sempre stata molto severa. Mi ricordo che quando uscivamo per fare visita a parenti o amici dovevamo essere allineati e coperti. Guai se facevamo i capricci. Se ci si offriva qualcosa dovevamo rispettosamente rifiutare. Una volta mi offrirono una mela e ho rifiutato, ma mio padre mi disse che se volevo potevo accettarla. Poi, mentre la stavo mangiando, mia madre mi disse che se volevo potevo lasciarla. A quel punto non ci capivo più nulla. Ero molto sovrappensiero per quei ricordi
quando vidi sbucare, quasi come ci fosse un prestigiatore, un coniglio da un cespuglio e mi riportò il sorriso sulle labbra e mi fece dimenticare quei brutti ricordi. Era molto simpatico e saltellava un po' di qua e un po' di là. Sentivo anche il cicalio delle cicale, il rumore delle foglie secche sotto i miei piedi e la madre terra dove io poggiavo placido tutta la pianta del piede. Mi sentivo felice per quella passeggiata. Un leggero venticello mi disordinava i capelli e respiravo a pieni polmoni l'aria fresca. Ricordavo quando con mia madre andavamo a Trieste in treno. Catania-Trieste, ben 25 ore di viaggio. Mi affacciavo dal finestrino e sentivo il vento tra i capelli. Era un bel viaggio, specialmente quando si entrava con tutto il treno dentro il traghetto e si poteva salire sopra ad ammirare il mare, sentire l'odore dell'acqua salina, guardare le onde sulle quali la nave ondeggiava e man mano vedevo la Sicilia allontanarsi insieme alla statua della Madonna e lentamente si intravedeva la Calabria o più esattamente Villa San Giovanni. Questo ricordo del traghetto mi porta a un tempo più vicino, quando sono partito per compiere il dovere di cittadino italiano, cioè adempiere i doveri della leva militare. Ero sul treno per Taranto e quando ci siamo immessi nel traghetto, io sono salito sopra per essere più tranquillo. Mi ero portato sopra il borsone da viaggio. Contemplavo il mare e le sue onde e mi accorsi che il borsone non era più vicino a me. Poi mi resi conto di chi era stato. Erano dei ragazzi di Catania, per i quali, secondo loro, il militare consisteva nel fare gli scherzi, come quello che avevano fatto a me. Una volta arrivati, io cambiai scompartimento e non la presero bene. Tutta la notte non fecero altro che farmi gavettoni buttandomi acqua con le bottigliette di plastica, tanto che le altre persone dello stesso scompartimento mi chiedevano di uscire. Per colpa mia venivano bagnati pure loro, come se li avessi invitati io. Da allora capii cosa vuol dire la solidarietà, e cioè che ognuno pensa a se stesso e al proprio tornaconto, senza voler rischiare nulla per l'altro. Continuando a camminare, mi ritrovo in uno spazio largo, ricolmo di fiori, margherite e papaveri. Mi era venuto il desiderio di sdraiarmi sulla nuda terra e sentirne l'abbraccio materno, il silenzio e lo stormire degli alberi. Mi sento come se fossi cullato, ricordando quando ero imbarcato sulla nave gli ultimi mesi del mio servizio militare di leva. Quante notti ho dormito nella branda incoperta, cullato dal rollio del mare. E a volte, non sempre, il mare era molto agitato. Una volta arrivò perfino a forza 8. Le onde erano alte come 3 piani e pensavo non ce l'avremmo fatta. Invece, la nave risaliva con maestria quelle onde, che sembravano così terribili e temibili, come certe vicende della mia vita, rispetto alle quali temevo di non poter superare, come quelle onde. Poi, d'incanto, tutto si acquietava. Ed ora sono qua, in questo bosco ricco di vegetazione rigogliosa e tanto buon ossigeno. Ora i miei piedi poggiano sulla solida terra. Non percepisco più il pericolo sotto i miei piedi di un mare in tempesta. Ora tutto è sereno, un po' come la mia vita. Più in là sento il gorgoglio di un fiumiciattolo che attraversa il bosco. Mi avvicino e immergo le mani in quell'acqua chiara e fresca. In quel momento mi sono ricordato di un prano all'interno dell'aeroporto di Catania. Silvana mi guardava con occhi rapiti e io ricambiavo il suo sguardo, felice di stare lì con lei. Le accarezzavo le mani, lei mi chiedeva se desideravo unire la mia vita nella sua, nel sacro vincolo del matrimonio. Senza pensarci neanche una volta l'ho guardata negli occhi
e col sorriso l'ho rassicurata. Nei suoi occhi vedevo tutto il mio futuro. A questo punto ho intravisto un casolare e lì vicino delle panche di legno dove potermi sedere e riposare. In fondo, questo cammino nel bosco mi ricorda il cammino della mia stessa vita. Ciò che importa non è dove o quando si arriva, ma come e cosa si incontra lungo la strada. E tutto quello che ho incontrato, sia nel bene sia nel male, mi ha arricchito. Buonasera, sono Concetta Vaccaro e leggerò il brano Il viaggio di Anna Maria Palazzolo. Alle 6 del mattino, sotto la pensilina della stazione di Catania c'era una fila di uomini, donne e qualche bambino. Si guardavano intorno e sotto la coppola si riconoscevano nella miseria e nella speranza di un futuro incerto e fiducioso. I miei nonni avevano una valigetta di cartone, custodita per anni sopra l'armadio della camera da letto, anch'essa dono del signorino, che si andasse all'estero con dignità, non come certuni con uno strofinaccio annodato. Mio nonno aveva indossato il vestito buono, quello del matrimonio, come pure le scarpe, anche se le suole erano un po' consumate, come se dovesse andare a una festa. Mia nonna teneva stretta al braccio mia zia Serafina, che non si perdesse prima di arrivare, come aveva fatto quella svergognata di vita. Per lei aspirava un buon partito. Serafina era andata a scuola e teneva sempre con sé un quadernetto che la maestra le aveva regalato. Scrivi, Serafina, scrivi, scrivi del viaggio che andrai a fare. Mandami delle lettere, raccontami di questa terra lontana che andrai ad esplorare. Ho messo pure dei francobolli, non te ne dimenticare. Ti penserò a lungo. Mia nonna ebbe un lungo sospiro pensando a Rita. Sapeva che la colpa era di suo figlio Francesco, mascalzone irresistibile, ma lei lo avrebbe aggiustato con il lavoro fisso. Quando la fatica lo avrebbe preso, pensava fiduciosa, Francesco sarebbe crollata a letto solo per dormire. Si toccò la tasca sotto la sottana a percepire le poche monete risparmiate. Lo stridìo lacerante dei freni del treno fecero tacere pensieri e preoccupazioni. Adesso ci sarebbe stata la lotta per prendere posto nel vagone e lei lo voleva davanti al finestrino. Voleva vedere il mare, quell'immensa distesa d'acqua. Non si faceva capace del perché, se c'era così tanta acqua vicino al suo paese, non ce n'era per coltivare la terra. Sciocca, le diceva mio nonno, il mare è salato. E lei stralunava, non capiva, ma ebbe un guizzo di pensiero. Mannaggia, mannaggia, mi sono dimenticata le olive in salamoia sotto il letto. Per tanto tempo era stata circondata dall'acqua, anche se salata. Il suo vallone, la montagna, erano abbracciati dall'acqua. Era all'interno di un'isola e non lo sapeva. Dietro il finestrino mia nonna Anna Maria vide per la prima volta il mare di Catania. Le sembrava di fare un sogno. Quell'acqua, quel mare, sembrava il manto della Madonna in chiesa, luccicava come se le stelle del cielo fossero cadute una a una per ricanare i suoi sogni. I vetri del finestrino si bagnarono dentro e fuori di pioggia e di lacrime. Il treno partì e lei, esausta, si addormentò profondamente, stremata dall'angoscia per quel futuro ignoto. Sognò la sua porta di casa come una tavola marcia, di vetta a metà. L'interno della casa, scura e senza sole, dove però splendeva un enorme fico d'India. Sentì il tonfo della maiolica cadere in 1000 pezzi e il contenitore in terracotta delle olive in salamoia rovinare a terra. Teresina, la capra, leccava e belava. Torna, torna, io ti aspetto, faccio io la veglia alla tua casa. Sussultò, sentendo un bacio sulla fronte. Teresina, disse trasalendo.
Francesco ebbe uno scoppio di risa e le tolse il fazzoletto dal capo. Non serve più, mamma. Vedrai, ti porto dalla parrucchiera e ti faccio fare un bel taglio alla francese. Ancora un bacio e sparì irrequieto tra i vagoni in corsa suonando l'armonica. Solo un vago pensiero per Vita. Si disse, mentendo, che vita sarebbe stata. Sigaretta, fumate, disse un vecchio, succhiando la pipa e sputando sentenze. Partite, e mai più ritornerete. In un primo momento, come me, ritornerete una volta l'anno, manderete dei soldi a casa, ma poi un bel giorno vi dite che i soldi per il biglietto servono solo per la nuova famiglia. Ma un bel giorno, si disse ancora con gli occhi lontani dal finestrino, ci sarà una bella riunione per il mio funerale. I miei familiari si comprenderanno soltanto in lacrime. Figlio di puttana, dirà qualcuno, ma sarò solo un figlio emigrante, nostalgico e solo, che ha solo desiderato il meglio per i figli e maledetto e amato questa nostra isola, matrigna e infame, meravigliosa e magica. Per Francesco non fu come aveva immaginato. Avevano lasciato la loro casa linda e pulita, anche se povera, per una baracca senza acqua e senza luce, e per di più senza il sole. In baracca si era in tanti, per i bisogni corporali si doveva uscire, anche con la pioggia. Latrina in comune. Sono giovane, si diceva, solo un paio di mesi per raccogliere dei soldi e viaggerò, lo giuro. Ma per intanto doveva lavorare nelle miniere, scendere giù nel ventre della terra e restare come un bimbo indesiderato nel vapore e sudore, come scarso liquido amniotico che ti fa stridere la pelle tra la roccia nera. Pensò a Tore, cullato dall'acqua dolce del ventre di Vita. La nostalgia si fece lacrima e per la prima volta pianse, pensandoli. Francesco, padre mio, non aveva fatto i conti con la tua ombra. Adesso io ti prendo per mano mentre scendi nel buio di quella galleria. Scrivo sul tuo petto il tuo nome con un pezzo di carbone che stringi in mano, che possa riconoscerti tra i volti scuri sporchi di carbone. Francesco, fanciullo siciliano spocchioso e inerme, vittima di una guerra ingiusta, come sono tutte le guerre. Chi mai ti ridarà la tua vita, piena di speranze? So cosa hai pensato, perché tu lo hai fatto, lo hai pensato e fatto. Quando la notizia ti trapanò le orecchie come colpi di piccone, incendio nella miniera di Bois di Ducasier a Marcinelle. La miniera, crollando, ha inghiottito arrostendo i tuoi compagni come salsiccia annodata. Lo so che lo hai detto, perché lo ripeteva mia madre. Lo hai pensato e fatto. È stato il caos e il fervore della passione per le donne che ti ha salvato. Forse io non sarei mai nato. Eri tra le braccia di Claudine, ubriaco, mentre i tuoi compagni siciliani perdevano la vita. Non scese più nel ventre della terra a raspare carbone. Accettò e accolse le luci sfavillanti del casino di Claudine. Si ubriacò di vita, di brillantine e di illusioni, mentre il consolato belga lo cercava per le spate. Vita, mia madre, guardò a lungo la sua montagna, al di là del terrazzino della signora dalla quale prestava servizio. Volgeva lo sguardo intorno, mormorando preghiere, e si rivolse all'Etna come una divinità. La montagna restò muta e cheta. Buonasera, sono Angela Di Mauro e leggerò A sud dell'anima, il cammino dei sensi di Francesca Bertino. L'isola, un piccolo universo dove tutto può ancora accadere
e ognuno di noi viene messo a confronto con tutto ciò che ci impedisce di procedere verso un nuovo inizio. L'approdo è difficoltoso, ma appena toccato terra, la visione si allarga, la percezione aumenta, la mia contrattura svanisce. Ogni sintomo è un messaggio che ci aiuta a focalizzare l'attenzione là dove manca da tanto tempo. La mente si libera dai pensieri ripetitivi e dalle catene del tempo perduto che pilotano la nostra vita senza che ce ne rendiamo conto. Dall'isola madre all'isola figlia, che a sua volta diventa madre. Un viaggio alla scoperta di isole nuove, di isole perdute, di isole dentro e fuori di me, di isole incantate, misteriose, selvagge. Un cammino dei sensi nel tempo passato, presente, nel tempo perduto e in quello ritrovato. Bisogna recepire la morte come un naturale compimento della persona che giunge alla fine del suo cammino in questa terra. Altrimenti, un così avvenimento naturale si trasforma in un nemico da combattere, un mostro da esorcizzare. Ricordo il mio babbo. Quando moriva una persona, diceva che era andato nella grande prateria. Ancora oggi usa questa terminologia che mi risuona. Una grande prateria, il ritorno nella natura. Non ricordo di preciso l'età che avevo quando per la prima volta, insieme alla mia mamma, in occasione della festa dei morti, mi recai al cimitero di Catania. Penso di aver avuto fra i 6 e i 7 anni. Quella mattina ero particolarmente attenta e curiosa di varcare la soglia misteriosa dei 3 cancelli, l'entrata del cimitero di Catania. Varcare quella porta era per me come lasciare la città dei vivi per entrare nella città dei morti. In silenzio, dentro di me, con gli occhi spalancati e la mano stretta alla mia mamma vigile e prudente, in totale ascolto per tutto quello che poteva succedere. Il cimitero era pieno di persone che con mazzi di fiori si recavano dai loro cari. Anche la mia mamma aveva tanti fiori, comprati prima di entrare nelle bancarelle dei fiorai. Bellissimi fiori profumati di tutti i colori. Margherite, rose, crisantemi, gigli. Si sceglievano per ogni defunto da andare a trovare. Entrando sempre più in profondità all'interno del cimitero, scopro, con mia totale sorpresa, che oltre alle tombe monumentali e alla cappelle di famiglia, c'erano dei palazzi alti di 7, 8, ma anche 10 piani con ascensore. Ricordo benissimo che rimasi sorpresa, di stucco, e pensai: ma com'è possibile? Qui vivono persone nei palazzi dentro il cimitero, insieme tutti morti? Io e la mia famiglia abitavamo al 6° piano di un palazzo di 10 piani, ma lì, nella città dei morti, chi ci doveva vivere e quindi abitare? Nell'immaginario collettivo e soprattutto dei bimbi, la tomba del defunto caro la immagini a terra, anzi, sottoterra, con una croce sopra, un prato con i fiori e una foto con il nome del defunto, insieme a tanti cipressi alti per giungere fino in cielo. Quindi, cosa ci facevano quei palazzi al cimitero? Rimasi in silenzio e poi, all'entrata del presunto palazzo, vidi che nei muri di ogni piano c'erano dei loculi, alcuni vuoti, altri pieni, con foto, nome, data di nascita e di morte, dei fiori e una piccola luce accesa, detta luce perpetua. Non dissi nulla alla mia mamma, ma rimasi colpita da questa vista e non vedevo l'ora di raccontare tutto ai miei fratelli che erano rimasti a casa. Da piccoli non si ha paura della morte, non si ci pensa. Anzi, per la festa dei morti la fatidica domanda era: ma i morti che ti hanno portato quest'anno?
La tradizione di una volta vuole che la notte, tra il 1° e il 2 novembre, le anime dei cari defunti lasciano la loro nicchia per andare a trovare i loro parenti e amici, per far regali ai bambini che erano stati buoni durante l'anno. Io e i miei fratelli, emozionati e curiosi, a volte con timore dopo il racconto di storie di spiriti, ci coricavamo coperti sino alla testa per svegliarci in anticipo e scoprire i doni ricevuti dai cari defunti. La mia mamma comprava i dolci tipici del periodo. I miei preferiti ancora oggi, le rame di Napoli, ma c'erano anche i pupi di zucchero, le nzulle. Ma le ossa dei morti erano il biscotto più spaventoso per via del loro nome e dell'immaginario che sono in grado di evocare. E infine i giocattoli. Per noi bimbi un ricordo gioioso. La festa dei morti era una festa amara e dolce, triste e gioiosa, a volte un rituale, preservare un ricordo per chi non c'è più, percepire la morte non come un momento triste, ma come qualcosa di naturale. L'aria profumava di tradizione dei tuoi nonni, dei tuoi genitori, tramandate di padre in figlio. Varcare la soglia del cimitero, addormentarsi con l'idea che durante la notte i cari defunti sarebbero venuti a trovarti e portarti dei doni, i racconti dei fantasmi, era come esorcizzare la morte. Ricordare i propri cari, ricevere dei doni. Quella notte era un ponte tra la vita e la morte, una festa, un momento magico a pensarci bene, vissuta con gratitudine allontanando la paura della morte. L'isola in fiore emana un profumo particolare che ti avvolge e inebria. La luce e i colori ti conducono su di un nuovo sentiero, dove sarà l'intuito a guidarti per mano e non la ragione. Dove i desideri e i propositi sono la nostra luce. È una bussola nel buio in mezzo al mare, dove la mente si placa. E poiché noi siamo ciò che pensiamo, ogni pensiero crea la nostra realtà e la nostra vera essenza sboccerà e si riconnetterà con la parte più buia e intima a noi sconosciuta con quell'isola perduta, invasa e a volte devastata, rifiutata, quella parte di noi stessi inconsciamente che abbiamo respinto e rinnegato. La rinascita, la continuazione della vita e la sua trasformazione anche nel giorno dei morti. Può solo avvenire da dentro. Ritrovare il seme originale e dal calore e il buio farlo germogliare perché possa espandersi e imprimere una metamorfosi. Da seme a gemma, a splendido fiore colorato e profumato, per guardare con occhi nuovi, muovendosi con l'energia dell'innocenza e dello stupore, del perdono e della gratitudine. Così la nostra visione diventerà chiara e aprirà le porte del nostro cuore. Buonasera, sono Cosimo Mingolla e leggerò Agosto a Sciacca di Luciano Costanzo. Ogni anno, nel mese di agosto, andavamo in vacanza a Sciacca. Per me i preparativi cominciavano ogni mese prima, nel periodo della festa della Madonna del Carmine, giorni in cui ci trasferivamo nella nostra casa di Catania. In quegli anni, per i catanesi, permaneva ancora l'usanza di iniziare la stagione balneare solo nella seconda quindicina di luglio. La festa del 16 luglio era un comune punto di riferimento. Solo pochissimi andavano a mare prima. L'acquisto di una maschera subacquea era fondamentale, perché quella dell'anno precedente ormai era inservibile.
Una volta a mare avrei sempre fatto immersioni in al massimo mezzo metro d'acqua e spingermi oltre. Avevo una grande paura comunque sentirmi all'interno del mare e vedere qualche pesciolino che scappava frettoloso era sempre una grande avventura. A Sciacca abitavamo in una casa al centro. Per i vicini il nostro arrivo era una vera festa. Ci dimostrava sempre una grande cordialità, come sanno fare le famiglie dei pescatori. Già all'indomani, all'alba, iniziavano le battute di pesca con la lenza. Biagio, un pescatore del luogo, lasciava il lavoro di ogni giorno molto meno redditizio e accompagnava mio padre e me con la sua barca a remi. Era un uomo di media statura, asciutto, con un viso scuro e bonaccione, guance arse dal sole e dalla salsedine profondamente scavate. Lui ci aspettava ogni anno, perché i giorni trascorsi con noi erano le sue ferie e anche perché aveva stretto con mio padre una buona amicizia. Possedeva una scialuppa di colore bianco e rosso. Come tutti i pescatori di professione, considerava la sua barca come una persona di famiglia. Le aveva dato anche un nome, Rosetta, e lo aveva scritto a prua sopra un piccolo occhio apotropaico, onnipresente nelle marine mediterranee, che contribuiva a dare alla barca i connotati di una vera persona, quasi una divinità, che assicurava buona fortuna e ti guidava tra le onde. Biagio in barca mi assegnava un posticino a poppa, con assoluto divieto di spostarmi, e mi dava un salvagente da tenere sempre vicino. Ricordo l'intenso profumo di salsedine, l'odore di sarde disfatte e di alghe che emanava da cataste di cassette di legno sistemate alla rinfusa sul molo e si diffondeva per tutta la marina di Sciacca, quasi a esserne un segno di riconoscimento inconfondibile. Altre volte in altri porti ho sentito lo stesso profumo, ma mai così tipicamente intenso e così estesamente persistente. Biagio era un ottimo rematore. Aveva cominciato a lavorare a 5 anni, imbarcato con suo padre, che per lui era stato una guida, un maestro e un compagno di avventure, fino a quando, fumatore di 60 sigarette al giorno, era morto per un tumore polmonare. Anche Biagio e mio padre fumavano continuamente. Così trascorreva tutta la mattinata. Andava via qualche pacchetto di nazionali esportazioni con filtro e io consumavo la mia colazione con mani maleodoranti di pesce. La domenica a riposo, tutti in spiaggia. Un giorno uscimmo di pomeriggio e tra una calata e l'altra si fece sera e si levò una forte brezza che sollevava alte onde. Permaneva ancora a ponente una lunga striscia rossastra. Già, Biagio aveva cominciato a levare l'ancora e subito si mise a remare con forza contro il vento contrario, mentre il buio diventava sempre più fitto. All'orizzonte si vedevano le luci del porto. Biagio, da grande esperto di mare, confidava di trovare vento sempre più lento e onde sempre più basse. Man mano che ci si avvicinava alla costa, aveva una grande maestria nel vincere, con la sapiente remata, le onde che affrontava di prua sotto il vigile occhio. Io stavo sempre al mio posto, tenendomi al bordo della barca, incassando qualche spruzzo che mi arrivava al sopraggiungere delle onde. Ormai buio. Guardavo il cielo, il porto era già vicino. Quella sera il cielo era pieno di stelle. Non avevo mai viste tante.
Come mai? Pensai. Tutte queste stelle. Ma prima dove stavano? Era come un tappeto di puntini luminosi che andavano avanti e indietro, seguendo l'andirivieni delle onde. Alcuni sembravano indebolirsi lievemente, per poi riacquistare una forte intensità e diventare sfavillanti, diffondendo un lieve chiarore. Le deboli luci del porti ottenuavano appena quel chiarore, che però riusciva sempre a essere preponderante e diventare quasi lattescente. Veniva proprio voglia di toccare le stelle con le mani, seguendo la schiuma delle onde che si confondeva con esse. Arrivati al porto ci salutammo con il bonario pescatore, che come spesso faceva mi diede una bacchetta sulla testa, come per dirmi: hai visto come può essere pericoloso il mare? Non dimenticherò mai quel pomeriggio e il cielo di quella sera, la brillantezza delle stelle e la purezza del loro chiarore. Altre volte, dopo tanti anni, mi sono trovato nel porto di Sciacca di sera, ma non ho mai trovato quel cielo stellato. In altri luoghi, in altre occasioni ho visto un cielo pieno di stelle, ma mai come quella sera. Ricordo spesso con piacere i tanti episodi della mia famiglia e dei vicini di casa di Sciacca, sempre molto cordiali, come tutte le famiglie di pescatori, uomini e donne solari, che con la loro semplicità davano testimonianza di quanto profonda e vera possa essere l'umanità della gente di mare, profondamente provata da tanti pericoli. Forse le altre volte nel porto le stelle non erano venute perché molti dei personaggi di quell'estate a Sciacca ormai non c'erano più. Spero di tornare ancora una volta nel porto di Sciacca, ma questa volta mi ricordo di loro. Chiederò alle stelle di venire un'altra volta. Tutte, tutte. Chissà se mi accontenteranno. Sono Mino Profico e leggerò Ai piedi del vulcano di Orazio Maria Valastro. Il diario di un disertore è dedicato a una madre, alle assenze e alle separazioni che si susseguono, dissipando parole affettuose e amorevoli, per ritrovarle in queste pagine. Questo diario è dedicato a mia madre, la poetessa Maria Gemma Bonanno. Questo diario, scritto ai piedi dell'Etna, desidera prendersi cura di quelle ferite che sono alla ricerca di una forma espressiva capace di risuonare con il vissuto che ha potuto determinare la condizione del mio animo e tutti quei possibili destini dell'avventura disconosciuta della mia esistenza. È uno spazio di parola, dove esperienze estreme, subite nel corpo e riscritte con il linguaggio del mito, sono in cerca di un rinnovamento, non lo so, una rinascita simbolica per riconciliare l'amore verso me stesso e verso gli altri, con la consapevolezza dell'avversione del mondo per chi dissente, dalle consuetudini, dalle abitudini che ci controllano e reprimono il nostro futuro. L'esperienza viva di difficoltà e impedimenti, di benefici e giovamenti, assume la forma di uno spazio di coscienza
il cui baricentro coincide con il dissenso poetico compreso fra le curve geometriche delle nostre certezze e le equazioni algebriche dei convincimenti che in qualche modo ci riguardano e ci guidano. L'insubordinazione compiuta da militare, considerata solo per questo come maggiormente rilevante e imperdonabile. Una diserzione volta a manifestare dei sentimenti e dei valori contrastanti con l'istituto della coscrizione e gli apparati militari, fondano la loro dissidenza su una solidarietà etica. Ecco, in questo spirito di insubordinazione alla distruzione delle guerre, nella diserzione da quelle emozioni che non siano vicine all'indignazione e alla vicinanza con le vittime e i sopravvissuti delle violenze umane, risiede la mia dissidenza antimilitaristica e pacifista. La dissidenza poetica di queste pagine è generata dalla solidarietà etica, l'essere solidali con tutta l'umanità, che ha trasformato me stesso e il mio impegno culturale e sociale, che mi ha reso responsabile e rispettoso dei diritti umani fondamentali e universali, quando la realtà che mi circonda insidia la fiducia nella mia inclinazione e nella capacità degli esseri umani di desiderare e andare alla ricerca di una visione diversa dell'esistenza. La dissidenza poetica si sostituisce alla competizione nell'aggressività, esplorando l'incontro umano. Quando viene meno la speranza di generare sentimenti di solidarietà e reciprocità planetari, la dissidenza poetica assume la forma collettiva dell'amore, quell'amore che mi permette di sperimentare e conoscere differentemente il mondo. Io lo spero tanto, di sollecitare la necessità fondamentale di contrastare il conflitto che nasce da una prepotenza disumana, di suscitare l'impellenza di affrancarsi dai miti tossici portatori di violenze, disertando l'insostenibile fascino dell'amore per il potere, un potere eretto sull'insegnamento e sull'apprendimento della violenza. Io non so se nascere ai piedi del vulcano Etna abbia condiziato questi sentimenti imprescrittibili. Sono tuttavia persuaso che a partire da questo luogo ho iniziato a ricomporre il mio passato attraverso la scrittura di questo diario. Risvegliare energie creative dall'illusione di un ego, vantaggioso nel controllo delle pulsioni e delle esigenze sociali di una persona, ma talmente invadente da imporre dogmaticamente dei modelli culturali ed educativi. Significa ancora oggi non temere di disertare una coscienza ordinaria per pensare l'impensato. La dissidenza poetica è vitale. È imprescindibile vocazione soggettiva a trascendere l'esperienza di ogni singola persona. È uno spazio di approdo inquieto e riluttante verso le assurdità del mondo. Non supplisce una realtà sconfortante, al contrario, la sua immaginazione creatrice evoca l'esistenza vissuta e la richiama nuovamente in vita, volgendo lo sguardo verso la libertà di raccontare il mondo, abbracciando con amore la nostra comune umanità. Ma ecco, non si deve nascere ai piedi dell'Etna per ascoltare e scoprire se stessi e gli altri, per pensare poeticamente la lingua dell'incontro e del dialogo, per essere solidali e partecipi di singole storie di vita che compongono la nostra umanità, educare a immaginare la comprensione per la condizione umana, incoraggiare un'etica della reciprocità e dell'incontro, riconoscersi in una nuova presenza poetica a se stessi e al mondo è un argine, ecco, contro lo straripare dei sentimenti di inadeguatezza, alimentati da profonde ansie e incertezze che non fanno altro che riaccendere e rinvigorire egoismi e valori securitari, l'indifferenza e l'essere indifferenti rispetto all'altro da sé.
nel pianto delle madri risiede il senso del nostro rapporto al mondo, il senso del tutto e della vita, il senso della nostra impotenza di fronte alla nostra comune condizione mortale e alla violenza del mondo. Nel pianto delle madri si alimenta la speranza di un legame etico con il mondo, con i valori umani benefici per la nostra umanità. Nel pianto delle madri, dei desaparecidos per i figli arrestati e assassinati dai regimi militari cileno e argentino, torturati e scaraventati da un aereo nell'oceano. Nel pianto delle madri ebree, musulmane e cattoliche per i figli straziati da un conflitto infinito tra i muri della paura che dividono Israele e Palestina. Nel pianto delle madri per i figli massacrati e arrestati dai militari cinesi nella piazza di Tiananmen, nella sanguinosa repressione delle manifestazioni di protesta dei cittadini, nel pianto delle madri per i figli ritrovati cadaveri o dispersi, sequestrati dalla gendarmeria turca e vittime della repressione politica, nel pianto delle madri per i figli morti o scomparsi, partiti per le esercitazioni militari e diventati carne da cannone nell'invasione russa in Ucraina, nel pianto delle madri ucraine per i figli vittime dei bombardamenti russi su civili inermi. Ho ammirato mia madre piangere, trascinato via in catene per tutto il pianto trattenuto e mai versato. Ho ammirato mia madre piangere dietro il vetro di un parlatoio in carcere, di un pianto singolare come gli eventi vissuti. Ho ammirato mia madre piangere costretto alle spade, di un pianto sommesso che sovrasta ogni altra cosa. Ho ammirato il pianto delle madri, di disertori ignoti e anonimi da un furgone per il trasporto dei detenuti, con gli occhi asciutti del pianto della speranza che desidera far cessare la sofferenza per tutti gli esseri viventi e sensibili. In questo pianto risiede un sentimento inatteso, profondo e impenetrabile, un sentimento amorevole per tutti i prigionieri e gli esuli, per i figli caduti in guerra, per i figli scomparsi per sempre. Grazie in questa ultima lettura che mi permetto di considerare come manifesto, ecco, della nostra operazione di quest'anno. Manifesto perché Orazio, con il suo Diario di un disertore, il presidente, ci ricorda che è possibile, attraverso la poesia, attraverso la parola, pensare l'impensato, dice lui, e cioè spiegare l'inspiegabile, probabilmente. Trovare fondamento nei valori che rischiano di essere sempre meno conosciuti e meno conoscibili, meno individuabili. E quindi ai piedi del vulcano, sì, è proprio così. Forse solo ai piedi di questo vulcano, del vostro vulcano, era possibile tracciare il sentiero di una nuova umanità attraverso la poesia e l'arte della scrittura. Richiamo tutti quanti i nostri lettori in video e nell'altro computer. Benissimo, sono veramente felice di questa nostra iniziativa, di queste vostre letture, dell'impegno che avete messo nel cercare di portare le emozioni di questi testi, il senso delle scritture che sono state dei nostri autori, del nostro archivio. Mi sono veramente emozionato nel ascoltare nuovamente voi tutte e tutti, e vi sono grato a tutti, e volevamo fare anche un applauso meritatissimo a tutti noi, e possiamo, credo, chiudere la diretta. sì,
augurando buone feste a tutti quanti. Buone feste a tutti! Buon Natale! Grande, grande, Buon grande! Natale. Buon Natale. Buon Natale! Buone feste a tutti. Buon Feste a Natale! tutti! Feste. Ciao! Ciao, Buon ciao, Natale. ciao, a presto. Auguri Ciao. e buon grazie, Natale. grazie di tutto. Buon Natale. Auguri e grazie. Ciao, buon Tanti Natale! auguri a tutti. Ciao! Grazie, grazie Grazie. Nico.